Buongiorno a tutti, vi mando un saluto da Elmas, da casa mia, dalla tomba che i probi servitori dello Stato italiano, lo Stato invasore della Sardegna, hanno deciso di darmi. Oggi, domenica 8 settembre 2019. Siamo a 203 giorni di resistenza al feroce attacco dello Stato italiano. Un attacco senza precedenti. Vengo accusato di abusivismo edilizio che ho condonato, ma il vero motivo non è l'abuso, ma sa ribellia contro lo Stato invasore. Sa ribellia di un perseguitato politico che da oltre 40 anni combatte per i diritti e i valori inalienabili dell'uomo e dei lavoratori. Molti di voi si saranno chiesti perché Mario Flore si è costruito la casa abusiva, considerando che Mario è sempre stato una persona corretta, che ha sempre avuto il senso dello Stato e il rispetto della legge, da non avere nessuna pendenza e debito con lo Stato italiano. Voglio tornare indietro nel tempo e vado a memoria. Entrai in fabbrica negli anni verso metà 70. Entrai a far parte del sindacato, la lotta di classe, tutti gli scioperi per i diritti, voglia di famiglia e comprarti, come tutti i giovani che lavoravano, la casa. Quella casa che per la Costituzione italiana è un diritto. Andavo a chiedere il contributo alla banca, allora era Banca d'Italia. Lo stipendio che prendevo per la banca era uno stipendio da fame. Io non avevo nessun diritto e nessuna possibilità di comprarmi regolarmente una casa. Andavo a chiedere al comune se avevo diritto a una casa popolare per poter fare famiglia. Mi guardavano in faccia e mi ridevano. Signor Flore, ma lei ha uno stipendio, vada e chiede il contributo e compri la casa. Ma vi rendete conto a che punto? Fu quel motivo. In pratica io dovevo essere schiavo a vita di un affitto. Fu allora la ribellia, proprio mi ribellai al sistema dell'Italia che ti voleva sottomettere a vita, che ti condannava a una vita da schiavo per sempre. Con sacrificio mi sono comprato questo pezzo di terreno dove oggi è stata costruita quella casa contestata dallo Stato italiano. Ho comprato il terreno, finito di pagare, questi furono gli accordi, con un mio collega di lavoro facemmo
il passaggio di proprietà. E grazie a Saggiudo Dorrao, sempre con amici, ho cominciato a fare il grezzo della casa. E fu così che io mi sono costruito la casa abusivamente. Nel passare degli anni me l'hanno bloccata, mi hanno tolto i sigilli e me l'hanno anche condonata. Mi è stato concesso la residenza e fatto l'allaccio della corrente, il primo in tutta la zona. Purtroppo io, che avevo quelle belle idee, belle, scusate, volevo dare un tetto a mia moglie. Nel 98 fu l'anno più triste scusatemi ancora, fu l'anno più triste della mia vita, che venne a mancare mia moglie. Ma il destino continuava a mantenermi e non volle abbandonarmi. Il silenzio mi portò a una profonda riflessione e fu l'inizio di un cambiamento che mi proiettava dentro un risveglio de sentido indipendentista. Un mondo che giorno dopo giorno mi hanno spalancato porte e dato forza a una lotta di popolo oppresso, di una nazione militarmente invasa e colonizzata dallo Stato invasore italiano, lo stesso Stato che oggi mi condanna al silenzio, togliendomi ogni diritto essenziale. Costi quel che costi, continuerò questo cammino, questa ribellia, questa resistenza. Fins a s'indipendenza del popolo sardo e dessa Sardegna. Sardegna non è Italia, a foras Italia, da essa Sardegna. Molti di voi hanno seguito la mia storia, la mia vicenda. Oggi io, dopo 203 giorni, le forze non sono più quelle di una volta e il fisico ne sta risentendo. E i segni cominciano a farsi sentire. Ma io, grazie anche al sostegno di Margherita, alla solidarietà di molti di voi, Deo, mancai tiradira, continuerò questa resistenza. Vi saluto da Esmaso, un saluto da Elmas, un abbraccio a tutti, buona giornata
Buon traballo a tutti. Ciao. Sardegna non est Italia, a Forza Italia, da esa Sardegna. Resistenza, ribellia, indipendenza. Ciao.